Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una Nice Splash del vostro manetto veneziano. Oggi parleremo di invasioni mentali, campi mentali, perché? Perché ci sono stati alcuni amici che in più di te mi hanno scritto delle loro problematiche, sono state anche già dette altre volte, problematiche con i figli. Con i figli che insomma sono un po' birichini perché in un certo senso si fanno un po' trascinare dalle cattive compagnie. E vostro marito vi ha sempre detto che anche i propri gatti, quando li fa uscire, gli dice stai attento, non farti trascinare dalle cattive compagnie, che tu sei un tipo debole. Al gatto, figuriamoci i propri figli, no? Quindi ci sono delle persone che a un certo punto della loro vita, verso i 40, 50 anni, magari hanno dei figli di 20, 25 anni e vedono che sono delle bandiere, cioè praticamente non comandano più, i figli sono praticamente delle boe in mezzo agli oceani. Questo chiaro non è un discorso che vale per questi ragazzi, perché chiaramente ormai hanno un loro vissuto, non dico che sono bruciati, ma dico che bisognerebbe utilizzare rituali di alta media operativa proprio per proteggerli e fare delle indagini molto potenti. Ma io parlo più che altro per quei genitori che sono ancora con i figli di 5-6 anni, perché dopo 5-6 anni, che già è tardi, però diciamo che dopo 5-6 anni diventa più difficile, però verso 5-6 anni la prima cosa da fare è dipendenza sempre delle possibilità economiche, certo non si possono fare miracoli, ma la prima cosa da fare è portarli in una struttura dove ci sia uno sport, oppure anche chiaramente delle arti, no? Tipo chi può permetterselo anche chiaramente suonare qualche strumento. Io parlo sempre di sport proprio perché c'è un gruppo, certamente poi se uno a livello, come si suol dire, col violino, col pianoforte, può anche suonare in una struttura dove c'è un'orchestra è un altro discorso, però generalmente una cosa più abbordabile per quasi tutte le persone è portare i figli in una squadra dove ci sia uno sport di gruppo, no? Certamente che se uno lo porta a giocare a scacchi va anche bene, no? Però diciamo che i figli a 5-6 anni bisogna cominciare a sedersi con il proprio marito, dire alla moglie o alla moglie dire al marito senti, devo ascoltare più le direzioni del marietto, adesso sediamoci e parliamo seriamente di cosa vogliamo fare per il nostro bambino in futuro. Verso 5-6 anni ci si siede lì, magari dopo mangiato, così si è meno aggressivi, si discute, no? Si discute perché? Perché i figli hanno un cervello che è plasmabile, hanno una mente che è plasmabile e quindi chi arriva prima a metterci le informazioni, a scriverci dentro le informazioni, i più avvantaggiati sono teoricamente i genitori, però oggigiorno noi vediamo molti genitori che contattano Marietto che sono una frutta, no? Perché? Perché sicuramente c'è stato qualche pecca nella catena di comando. In ogni famiglia, la forza di una famiglia si valuta nella catena più debole. E il 90% delle volte la catena più debole non è il figlio, ma è chi guida il timone, no? Se uno ha impostato male la squadra, no? Se il capobranco, il capofamiglia, chiamiamolo come volete, l'uomo, no? Ha impostato male la squadra, chiaramente l'anello più debole poi a livello fisico è il figlio, ma è il cervello del padre che deve gestire tutta la struttura. Chiaramente alcune volte per via del karma ci sono alcune variabili che non si possono gestire, no? Magari uno ci mette tutta buona volontà, ma bisogna rendersi conto che bisogna fare qualcosa. E deve partire il capobranco, dal capofamiglia, chiamiamolo poi come volete, dal master, dal papa, chiamatelo come volete, no? E a questo punto, se non si prende in mano la situazione in modo pesante, e quando dico pesante non sto scherzando, perché capite, non si può parcheggiare i figli davanti a Netflix, PS4 o il gioco che corre, perché poi chiaramente se non hanno una struttura mentale di squadra, se non hanno un fisico soprattutto, invece non si può portare i figli a essere dei sacchi di patate, mentre magari 30 anni fa i ragazzini correvano fuori nel cortile, oggigiorno sono attaccati a Netflix o alla PS4, Xbox,
e praticamente non hanno neanche più uno scheletro muscolare, sono praticamente dei personaggi che vivono grazie alla rendita dei genitori che li foraggiano a livello finanziario per poter giocare con queste cose qua. Certo, uno dirà sempre meglio attaccati a PS4 che fuori in cortile e rischiare la vita. Sì, però il Marietto gli è sempre detto invece di portarli in una squadra dove possono avere un'istruzione mentale, una struttura mentale importante. Chiaramente chi ha più possibilità se le porterà nelle scuole migliori, chi ha meno possibilità, ma almeno tentare, perché sennò arriverete a un punto della vostra vita che può aver anche fatto l'università, io ho clienti che hanno anche fatto l'università, magari hanno o anche 2 lauree, che però purtroppo non hanno mai avuto questa fortuna di avere una struttura mentale sportiva, dove c'è il gioco di squadra, dove c'è che bisogna sudare tutti per portare la squadra a un obiettivo vincente e di conseguenza gli manca questa cosa qui. Una volta c'era l'obbligo della leva militare e sapete che Marietto è sempre molto vicino alle forze dell'ordine proprio perché capisce il valore importante di queste strutture che danno una sicurezza a tutti in questo momento, soprattutto in questo momento in cui traballano le gambe e anche le gambe vibrazionali dell'Italia. Abbiamo bisogno di sostenere le nostre forze dell'ordine, ma abbiamo bisogno anche dei cittadini che abbiano le basi di capire che bisogna fare squadra intorno alle forze dell'ordine, ma anche loro stessi, tra il vicinato. Ed è chiaro che se uno non ha mai fatto uno sport dove c'è il lavoro di gruppo, dove c'è il lavoro di squadra, no? Ma sempre solo pensato a giocare a PS4 o tutte quelle così che il sistema ha messo per indottrinarli e praticamente il loro cervello è in mano a queste strutture qua e chiaramente c'è poco trippa per gatti, no? Quindi che cosa fare? Chiaro, prima di tutto non fare mai in modo che qualcuno entri nel cervello di nascosto di vostro figlio e vi impianti le sue idee. Cioè se c'è l'amichetto di turno che riesce sempre a manipolare vostro figlio, mamma guarda voglio andare da Ginetto e vi tocca prendere la macchina per portarlo a Ginetto perché Ginetto vuol dire che ormai vostro figlio è stato invaso da Ginetto, no? Quindi Ginetto comanderà sempre in casa vostra anche senza che... Oppure voi dite come mamma, come papà, no guarda questo no, e lui ve lo ripete 15 volte, oltre ad aver perso il rispetto per l'autorità parentale, chiaramente quel 15 volte che lui continua come un mantra a ripetere vuol dire che ha già preso possesso della sua mente. Quindi bisogna in un certo senso aiutare queste catene, questi piccoli anelli delle catene a prendere il ripossesso della propria mente, no? E quindi come si fa? Chiaramente si inizia sempre con un circuito che aiuta per tagliare i legami negativi a livello relazionale, perché in fondo il cervello è una vibrazione, e poi adagio adagio gli si spiega o con le buone o con le meno buone che in casa comanda il papà e la mamma e bisogna, io sto parlando di persone che hanno 6-7 anni, chiaro che poi più avanti si va, se si arriva a 12 e questo qui alla mattina alle 8 questo qui intendo il bambino, mi comincia a dire che è nero perché non funziona, per 15 volte ve lo dice che è nero che non funziona un gioco e voi magari state andando a lavorare, vuol dire che lì le cose sono veramente messe male. Per esempio, il fatto che questo ragazzo ha perso, no, il senso dell'autorità parentale in casa e praticamente è in mano il timone, no? Quindi bisogna sempre attivare i circuiti per tagliare questi legami perniciosi, negativi, che portano disarmonia in casa. Teoricamente bisogna, come ho detto, già a 5-6 anni cominciare a strutturare l'idea di uno sport, di una continuità, ma anche musica, perché giustamente una mia amicizia ha scritto anche la musica e certo anche l'equitazione, cioè qualsiasi cosa che dia il senso al ragazzo di appartenere a un gruppo, di costruire qualcosa insieme, è una cosa importante. Certo, uno potrà dire, ma anche sulla PS4 c'è la stessa cosa, certo, questo è indubbio, no? Però il sacco di patate lasciatelo stare, cominciate a pensare che vostro figlio deve prendersi il bus, oppure il bus della società sportiva, voi dovete come genitori prendere le vostre responsabilità e incominciare a portare vostro figlio o la vostra figlia in strutture adeguate per fare in modo che l'aiutino a crescere anche a livello mentale, di gruppo, no? Purtroppo, quando arrivano delle mamme che arrivano a
contattare il marietto e mi dico, ma dove caspita ho sbagliato, che mio figlio è diventato una larva, sembrava destra, sinistra, chissà che cosa, avevo grandi aspettative, ho finito il liceo, ho fatto l'università e adesso ho mantenuto a casa destra ma a sinistra. Capite che lì, a quel punto lì, c'è qualcosa che nella catena di comando ha sbagliato, no? Si è sbagliato 20 anni prima. Allora si può intervenire certamente con dei riti operativi importanti, riti operativi che danno una scossa, che danno un aiuto, che cambiano certe vibrazioni, questo è vero, no? Certo, il decano e la queste cose qui le fanno, hanno avuto anche dei bei risultati, certo non sono miracolosi, non è che dopo il figlio di 30 anni, anche se 2 lauree in tasca ed è un po' parassitoso, cammina sull'acqua, però insomma a un certo punto certe energie si rimettono in moto. Però prima di arrivare a questo bisogna, secondo me, cominciare a capire che 5-6 anni, massimo 7, bisogna sedersi e dire lascia stare le scematiche che dice Marietto, sediamoci con la moglie, cioè voi, no? Moglie e marito, e a un certo punto bisogna mettere per iscritto i vari passaggi. Se il marito sbaglia, se l'asino sbaglia o la moglie sbaglia, no? A un certo punto lo si prende per le orecchie e si dice, ma scusa caro, abbiamo scritto 3 mesi fa questi passaggi, adesso bisogna responsabilizzare, perché alcuni mariti, sapete, stringono i capelli, corrono al calcetto, no? E lasciano la moglie con 2 figli magari a casa che già tutto il giorno ha lavorato, stirato, lavato i vetri, è andato a fare la spesa, insomma anche la moglie che fa un lavoro importantissimo, a un certo punto il marito perché porta a casa 4 spiccioli, arriva a casa, tintura di capelli, via, a quegli amici e corre il calcetto, e poi i 2 figli che praticamente sono in balia delle pubblicità. No, prendete il marito e dite, senti caro, adesso la smetti di andare a calcetto, la smetti di andare in palestra, adesso segui tuo figlio, perché a 5-6 anni bisogna di te. Perché se no non funziona, arriverete magari a 60 anni, avrete un figlio magari con 1 o 2 lauree, però è un sacco di patate, no? Come si suol dire, una persona che non ha scheletro, no? Vive di rendite, sempre che vada bene. Poi ci sono casi molto più duri in cui si vede che proprio il ragazzo non è neanche riuscito a fare una laurea, no, non è che quelli che non hanno fatto una laurea sono i sacri patati, ma voglio dire, magari sempre voi avete lavorato per lui, gli avete cercato le migliori possibilità e a un certo punto gli manca quel grip, perché il padre andava a giocare a calcetto o la mamma era sempre attaccata a Face a guardare il maghetto. Beh, lì non gli posso dare. Comunque, a parte la battuta, il mio consiglio, perché sento tante persone, adesso io sapete il maghetto dice sempre qualche battuta così tanto per scherzare, ma il mio consiglio, cari amici, è che se avete dei figli andate pure a giocare a calcetto, no? Però non fate mai in modo che alle 8 di mattina vi spari 11 volte la stessa domanda, come ho sentito alcuni miei clienti, su cose perniciose che fondamentalmente con il benessere della famiglia non servono niente, perché lì vuol dire che si è fallito in qualche punto. E lì allora dovete prendere seri provvedimenti, perché se a 7 anni passa, se a 12 è una cosa grave, e poi a 15 anni cosa vi chiede? Vi chiede l'astronave per andare sulla Luna. E quindi è chiaro che bisogna correre dei pari, bisogna mettere delle pezze, no? Il nostro Marietto vi ha sempre detto che la prima cosa da fare è la pulizia energetica, no? Bisogna far tabula rasa di quello che c'è a livello vibrazionale attaccato. Poi è chiaro che la pulizia energetica in una casa, che vi ricordo costa 100 euro, serve anche ai genitori, perché se un marito, no, appena arriva a casa lo vedete capelli tinti, per farsi vedere dagli amici o dalle amiche, no? Va in palestra oppure corre a giocare a calcetto e vi lascia lì magari con i figli da crescere, capite che la cosa diventa importante. E anche figli, magari il padre con una bella pulizia energetica familiare, magari certi legamenti, certe schiavitù, mettiamoli giù così, perché non è che il calcetto e lo sport è una schiavitù, ma alcune volte perdono le priorità i figli, che sono l'anello più debole, cioè nella realtà l'anello più debole è chi comanda, no? Perché se uno comanda bene, di solito l'anello più debole che è il figlio viene su bene, però quando a capo della tribù, della forza, della famiglia c'è un essere, un signore, una persona, chiamatelo poi come volete, un padre, che è responsabile, o non si prende le sue responsabilità adeguate, cioè magari si prende di portare a casa il cibo, ma poi quando gli dite
senti, cosa facciamo a nostro figlio? Perché 7 anni, insomma, dobbiamo pensare anche al suo futuro non solo intellettuale, perché quello c'è già la scuola. E devo dire che a livello scolastico in Italia abbiamo anche dei punti di eccellenza importanti. Ci sono delle scuole un po' claudicanti, però ci sono anche delle scuole perché ho dei clienti professori che sono bravissimi, cioè anche a livello radiestesico, quando si esaminano si vede che danno il massimo che possono. Quindi la scuola pensa già a livello intellettuale, ma a livello fisico e mentale di gruppo di squadra, di gruppo di famiglia si può dire, ci devono pensare i genitori per la maggior parte. E quindi quando voi alle 8 di mattina sentite vostro figlio che vi continua come un mantra a dire che vuole la PS4, il gioco da PS4, o perché il Gigello ha quel programma e lui lo vuole anche lui, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa, un piccolo allarme che vi dice: ma se oggi mi domanda 7 o 12 anni qua, a 15 cosa mi domanderà? L'astronave per andare sulla Luna, e se non gliela do cosa mi fa? Capite? Io adesso parlo in modo diplomatico perché chiaramente sento dei genitori veramente disperati che i loro figli a una certa età hanno cominciato a prendere cattive strade, proprio perché l'errore non era dei figli, ma era quel giorno che il padre, posto di prendere un foglio, mettersi il tappeto con la moglie sul tavolo di cucina dopo aver mangiato e dire: senti, non guardiamo più Marietta, ma guardiamo un po' cosa gli facciamo fare come sport al nostro figlio. E a un certo punto, invece di far così, hanno continuato a guardare Marietta. No, sono andati a giocare a calcetto e la moglie l'ha lasciata lì, poverina, stanchissima perché chiaramente ha lavorato tutto il giorno, a riprendersi le energie. E il figlio che stava crescendo è stato lasciato in balia dei vari, come si suol dire, esperti di menti, di manipolazioni mentali che entrano tramite le varie pubblicità. Quindi il vostro marito cosa vi consiglia? Prima di tutto la pulizia energetica, costa 100 euro per la famiglia. Questo è il primo tassello, Poi chiaramente si va a cercare a livello planetario, a parte la pulizia, vi consiglio di andare o in una struttura, portare i figli in una struttura sportiva dove possono chiaramente incominciare ad avere i primi rudimenti di gruppo, di branco, di squadra, di sport, insomma le prime cose basilari, sia anche una ragazza, perché ci sono ragazzi bravissimi che giocano a pallanuoto, pallavolo, tennis, insomma, non golf, ma insomma quei sport che a un certo punto fanno branco. E poi a livello pratico, no? Quindi che cosa vuoi? Certo, sono costi, certo, piuttosto che stare a casa a guardare Netflix o andare a calcetto, o si fa vedere la tintura nuova dei capelli, sapete quei quarantenni che devono con la moglie già un pochettino, non dico casalinghe disperate che vogliono fare ancora i galetti, e tanto lasciano la moglie con 2 o 3 figli a casa che è stanchissima, no? E mi sento tanto che a un certo punto hanno fatto molto nella vita, a un certo punto si sentono abbandonate, no? Invece bisogna prendere appunto il marito, metterlo lì, adesso caro, è vero che lavori, porti a casa la paga, ma qui ci sono 3 bambini, 2 bambini, un bambino che dobbiamo dargli un futuro. E a questo punto ci si guarda in faccia e si cerca qualcosa di buono a fare, perché se no si arriva a 12 anni che il bambino si sveglia a 8 anni, ha sognato il giochino della PS e via col mantra e via litigata in casa perché comandano ormai il campo mentale del proprio figlio è stato invaso da queste cose qua. Di conseguenza, queste 12, figuratevi quando sento quelle mamme che hanno dei figli a 20 che non riescono a trovare lavoro o che sono, non dico spacciatori, ma voglio dire che hanno preso delle strade veramente difficili e quindi lì c'è poco da fare, sono riti operativi di alta magia proprio per dare uno scossone molto importante. Quindi, ripeto, la prima cosa da fare, una bella pulizia energetica, no? Che va bene per tutta la famiglia, è comprensivo di 100 euro, e poi un sigillo sicuramente, o più sigilli per orientare, per coprire quei buchi energetici, ma anche del marito, anche del marito, perché io do sempre la colpa ai mariti, perché generalmente si parte dal presupposto che il timone è il padre, no? Il timone, cioè non è perché io sono un uomo, ma generalmente si deve dare la responsabilità, la giusta responsabilità, e il giusto valore al padre. Cioè, è vero che ha tanti doveri, ma tanti onori, no? E poi dopo i vari circuiti e i vari sigilli si può iniziare a costruire dei riti operativi, quando chiaramente questi non sono discorsi per tutti, perché di solito quando uno va dall'esoterista è quando le vacche sono già scappate a stare, no? E quando invece uno va dall'esoterista che tutto va bene, chiaramente la cosa è molto più facile. Mi spiego.
se uno ha la possibilità, e da noi viene anche gente che sta andando bene, no? Però è abbastanza, non astuta, non intelligente, ma abbastanza saggia, no? Da capire che se va bene oggi non è detto che domani andrà ancora bene. Allora mette un recinto intorno alla stalla e quindi chiaramente si protegge 2 volte, no? Però generalmente dall'esoterista arriva gente che ormai le vacche sono scappate fuori. Allora si cerca di, con un cerotto, mettere qualcosa sulla diga, ma capite che diventa sempre più difficile, i costi aumentano, se prima ci voleva 500 euro e dopo ce ne vogliono 5.000, per il semplice fatto che bisogna tappare tutto, vabbè, non scherzo 5.000, però voglio dire, bisogna tappare tutti i problemi, no? E quando chiaramente al posto di ascoltare Marietto e dire adesso lasciamo stare il Marietto, mentre qui siedi, parliamo, o di sentire le sibille del Degara, lascia stare il Degara che adesso dobbiamo pensare al nostro figlio. Invece, a posto di fare questi discorsi, correvano al futballino, al calcetto, a giocare a scopa dico con le carte, o come se a boccioffa, così stavate lì e pensavate al futuro dei vostri figli, adesso magari telefonavate al Marietto solamente per un rito di protezione o un sigillo di protezione, no? Perché chiaramente abbiamo anche clienti che non è che tutte le vacche sono uscite come si dice, dalla stalla, invece si fanno una protezione per tempi peggiori, perché chiaramente se oggi ti va bene non è detto che domani ti andrà ancora meglio. Allora chi ha già questa forza può investire per crearsi queste protezioni. Ma per gli altri invece che arrivano al Marietto, dalla Ildegata, che sono un po' claudicanti, la cosa chiaramente diventa più difficile, perché quell'energia che dovevate tenere ai tempi, no? Per i vostri figli, io adesso sto parlando solo dei figli, chiaramente, l'avete spesa a correre dietro una palla, no? Sapete, quando il Marietto era giovane, un giorno ho chiesto a Buddha che volevo diventare un grande tennista, no? Gli ho detto, senti Buddha, io voglio diventare un grande tennista, no? E Buddha mi ha parlato nel cuore e mi ha detto, senti Marietto, tu non hai tempo nella vita a correre dietro le palle. E io non capivo cosa voleva dire, no? Però capite, ecco, nella vita non bisogna correre dietro le palle e diventare tennisti, bisogna essere, capisci, centrati. E quindi, come si dice, i genitori, lo scopo di essere un uomo è avere figli, no? Una famiglia, no? Per chi ce l'ha chiaramente, no? E quindi mettere le energie migliori nei figli. E quando alcune volte, a posto di correre al calcetto, giocare dietro al tennis alle palle, si corre dietro i propri figli, l'ideale è dargli questa a 5-7 anni, no? Perché dopo diventa sempre più difficile, impegnativo pallacanestro, tennis, pallavolo, pallanuoto, in palestra, insomma, tutto quello che si può fare in modo che entri in una struttura. Perché se no, come ogni giorno il vostro Marietto sente, quando le vacche, in modo metaforico, sono uscite dalla sterna, se prima una cosa costava 5.000 euro, faccio uno scherzo, no? Una battuta scherzosa, dopo costa molto di più, capite? Perché bisogna rattoppare. Sapete, ipotizzatevi solamente un figlio che magari è un pochettino, come si suol dire, ingenuo, no? Che magari firma dei contratti così, no? A un certo punto inizia guerre legali, pensate cosa può costare una famiglia. Capite? Quindi bisogna a monte dargli una struttura mentale, mettere dei puntelli vibrazionali in modo che il ragazzo non crolli, in modo che la mente di vostro figlio non la conquisti nessuno se non voi genitori che volete il meglio per lui, no? E chiaramente meglio per lui, sappiamo tutti, per i cabalisti è la chetta, no? Però al di là di questo, il meglio per il proprio figlio è che nessuno, e dico nessuno, abbia il potere di condizionarlo senza che voi possiate vagliare la cosa migliore, perché sono i genitori in ultimo che dovrebbero sempre dire ok, questo va bene mio figlio, questo no. Alcune volte purtroppo avete visto, e sento regolarmente tutti i santi giorni, delle mamme veramente messe male, veramente disperate, veramente che purtroppo loro ce l'hanno messa tutte, perché ho detto ci sono bravissime signore, bravissime mamme che lottano tutti i santi giorni, si svegliano, cucinano, lavano e non hanno mai un riconoscimento. E invece il marito, no? Io non ce l'ho con i mariti, ma purtroppo vanno a calcetto, arrivano a casa stanchi o vanno a donnine, insomma hanno tutti i pensieri più e lasciano lì la madre che ormai arriva alla sera stanchissima, invece di prendere i propri figli e dire dai, e sera ci abbiamo scritto a pallanuoto, ci abbiamo scritto a
non so, io adesso windsurf no, voglio dire, uno sport di gruppo, no? Adesso ti porto e devi darmi dei risultati, devi far vedere che in squadra vali, no? Che in squadra aspettano solo che arrivi te per fare il gol, no? Sapete? Allora è importante, è allora che questo ragazzo si costruisce qualcosa. Perché se non fate così, magari a 12 anni si sveglia la mattina alle 8, è perché ha visto su PS4, su una social, destra e sinistra, o su TikTok, no? Adesso che uno fa i puffetti arancioni, lui per 12 volte vi chiede sempre puffetti arancioni. Capite che lì non siete più padroni del campo mentale del vostro figlio e siete solamente gente che ha fallito bersaglio. Gente che ha fallito bersaglio, e se a 12 anni fanno così, figuratevi quando ne avrà 30. No? Quando ne avrà 30 ci sarà da mettere la mano ai capelli, perché ci sarà mamme che corrono a pagargli l'avvocato, mamme che corrono a tirarlo fuori le patrie galere, mamme che corrono a destra e a sinistra, mentre magari il papà è già scappato, capite? Quindi, cari amici, il vostro marietto vi consiglia, se non avete 100 euro andate nel sito capitano.intervista.org, che è questo qua, dove potete scaricare gratuitamente dei circuiti e degli ebook gratuiti che spiegano come attivare. Se invece avete 50 euro, no, da investire, l'ebook speciale di edizione radionica magica che si trova sempre nel sito in shop, siamo ormai a metà percorso, è un ebook molto importante che può aiutare in molte situazioni a risolvere ed a rinforzare certe carenze a livello vibrazionale. Ricordatevi, questo qui costa 50 euro. O eventualmente, voi sapete che abbiamo anche i ciondoli da 150 euro, vi ho spiegato che stanno arrivando, sono arrivati in Italia, sono partiti 3 mesi fa, dalla Russia, ci ha messo praticamente, se andavo a prendere i piedi molto probabilmente arrivavano prima, purtroppo col Covid, con la distanza, con questi artigiani che si trovano solo là, e chi ha già comprato il ciondolo e ce lo ha già, secondo me è già una persona fortunata per il semplice fatto che dal mio punto di vista solamente i cabalisti o gente molto vicino ai cabalisti può averlo, no? Perché ci sarà gente con miliardi che potrebbe comprarsi l'artigiano alla fabbrica e ci sono dei cancelli in testa che non potrà mai permettersi. Bene, cari amici, il vostro marietto è finito qui con questa filippica, non ascoltatemi, lo sapete, stasera appena arriva a casa il marito o la moglie, viceversa, io non so, non ascoltiamo il marietto, adesso viene qua, penna e calamaio, informatevi prima, vi do un consiglio sulle società sportive che ci sono, se a 7-8 anni, no? Guardate a dipendenza del vostro budget e gli dite al marito, senti, vieni qua prima di andare in palestra, fatevi dei bicipiti della concorrenza, vieni qua un po', guarda che qui abbiamo 2 bei bambinetti che li abbiamo fatti io e te, adesso prendi il borsellino, piuttosto che andare a prenderti un paio di gis da 200 euro, vieni qui con me e li investiamo sullo sport e il futuro del nostro figlio, no? Così vedrete che un giorno vostro figlio vi ringrazierà e vostro marito sarà contento di avere un figlio che quando entrerà in un locale diranno, cavolo, questo qui vorrei averlo io come figlio, è stato veramente un bravo ragazzo, l'avete tirato su bene. Bene, cari amici, detto questo, il vostro marietto vi saluta e alla prossima Live Splash. Grazie cari amici, e alla prossima.